Buonasera, erano previsti 8 incontri, sono diventati 9, c'era un refuso di stampa sull'annuncio in cui diciamo 9 incontri, quindi a questo punto vuol dire che era destino che fossero 9. Torna con noi Giorgio Santini, se non sbaglio sempre il nome, dico sempre ultimamente, Giorgio Santini che l'altro giorno ci aveva un po' fatto dispiacere perché per motivi extra convegno non era arrivato, ma eccolo qui con noi, fa piacere che sia arrivato, che vuol dire che anche lui tiene a questo incontro qui. Giorgio Santini, già segretario generale aggiunto della CISL, attualmente candidato per il PD, ci ha tenuto a precisare che prima ancora che lui si candidasse si è dimesso da statuto dalla CISL, quindi anticipo, evito questa domanda perché comunque già si sa. Alla mia sinistra un sindacalista sul campo, quindi è responsabile Massimo D'Angelo, che è responsabile del settore mobilità per la FILT CGL, e a sinistra, in assenza dell'USB, che oggi non poteva essere presente proprio per altri impegni che hanno avuto i nostri sindacalisti, hanno un convegno a Padova, c'è un imprenditore, Enrico Hornbostel, che al di là del nome molto austriaco tedesco, è un imprenditore che operava a Nove, quindi nella stessa area di origine di Giorgio Santini, che poi ci racconterà lui perché la sua azienda è stata chiusa, quindi lo prendiamo un po' come emblema di aziende in crisi. Giorgio Santini, allora io direi così, rompiamo subito il braccio, il ghiaccio, visto che c'è fuori nevica, rompiamo il ghiaccio. Tutti parlano oggi di mercato del lavoro. È un termine che alcuni dicono che è brutto parlare di mercato del lavoro, perché il lavoro è una cosa, il mercato già sembra quasi una cosa marketing. Lei sindacalista, come questa parola si spiega, ma perché mercato del lavoro? Sì, è un termine tecnico che neanche a me piace tanto, ma segna il fatto che il lavoro appunto consiste in un incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. La domanda e l'offerta in genere sono le caratteristiche di un mercato, no? Di uno scambio. Però preferiamo anche noi parlare di lavoro e in questo momento il punto importante anche nel programma del PD, la parola che spesso sentite dire anche a livello del segretario nazionale, è esattamente questa, cioè la centralità nel nostro programma di politiche che aiutino tanto il lavoro a creare lavoro. Naturalmente lavoro, creazione del lavoro rimanda immediatamente anche al fatto che deve ripartire l'economia, le attività economiche, le imprese, e quindi nel punto che noi mettiamo al centro del nostro programma c'è questo primo tema: dare respiro a chi assume lavoratori, quindi con contratti tendenzialmente stabili, e a chi investe nelle aziende con degli interventi che abbiamo detto riguardano vari punti, sia il fatto di rilanciare le piccole opere di manutenzione e restauro e messa in sicurezza degli immobili, sia pagare i debiti che lo Stato ha oggi verso le imprese, sia anche utilizzare la riduzione fiscale per dare possibilità appunto a chi investe e a chi assume. In questo senso noi vogliamo rimettere il lavoro al centro e ci rivolgiamo naturalmente ai soggetti, sono tanti i giovani che hanno perso la possibilità oggi di avere con relativa facilità un lavoro, siamo di una disoccupazione molto alta, ci rivolgiamo anche però alle migliaia di persone, nel Veneto sono oltre 50.000 che sono adesso negli ammortizzatori sociali, in cassa integrazione, e noi diciamo debbono al più presto essere ricollocati in un posto di lavoro e quindi nella possibilità di riprendere il lavoro. Quindi la parola lavoro in realtà nasconde tante vite personali, tante storie personali, di sofferenza, di difficoltà a cui vogliamo rispondere proprio con questo primo punto del programma che rilanci il lavoro attraverso un rilancio anche delle attività economiche. Massimo D'Angelo, si aggancia a quello che ha detto Santini, ma anche, ecco, lei fino a qualche giorno fa Santini lo ha avuto a fianco nelle piazze, qualche volta ci ha discusso perché lei aderisce alla mozione 2 di CGL se non sbaglio, no? Ma al di là di questo, a sindacalista Santini nel momento in cui diventerà senatore, agganciandosi a quello che ha detto, cosa chiederà in particolare come sindacalista di base, non in termini di base, ma confederale che sta sul campo? Allora, io sicuramente al futuro senatore spero, nel senso che è sindacalista fino a qualche giorno fa, sicuramente lui in un ruolo confederale nazionale, io nell'ambito del territorio, no? E noi viviamo questa tragedia sociale, questa sofferenza sociale, cioè sul territorio la viviamo, le nostre sedi ahimè sono piene di gente disperata.
Io chiedo a Santini in maniera sintetica, no, al di là del lavoro, che ce n'è sempre meno e che sicuramente dobbiamo mettere le mani sulla riforma del lavoro per cambiare ciò che è stato fatto e migliorarlo, chiedo il salario. C'è la necessità di un salario di cittadinanza, chiamiamolo salario sociale, un salario di sussistenza in questo momento di grande crisi economica che ha messo, come dicevi poc'anzi tu, le famiglie nella disperazione più assoluta. Cioè cosa tu farai nel momento in cui sarai eletto al Senato rispetto all'immediato? Cioè, ecco, questa era la mia domanda che ti volevo La facciamo rispondere subito, sì, è un argomento preciso, quindi... Sì, concordo sul fatto che bisognerà aggiustare, cambiare, migliorare molto la riforma recente del mercato del lavoro, appunto perché per parecchi aspetti, diciamo, è stata travolta anche dagli avvenimenti, dalle vicende anche della crisi. Per quanto riguarda il tema del sostegno al reddito, insomma, del salario delle famiglie, delle persone, noi innanzitutto dobbiamo mantenere in questi tempi così duri, e questo è il primo impegno che ci prendiamo, rifinanziare gli ammortizzatori sociali che abbiamo fatto in modo in questi anni, per un momento torno sindacalista assieme agli altri colleghi, di allargare il più possibile anche a tutte le realtà, ed erano molte del mondo del lavoro che non ne avevano diritto, e quindi in questo modo noi riusciamo ad arrivare a una percentuale molto alta di persone e quindi anche di famiglie, dando loro un sostegno che non è un grandissimo sostegno perché ha una sua quota percentuale, diciamo, in rapporto al reddito, però percepito anteriormente, però è una boccata è un aiuto concreto a far fronte alle difficoltà della vita. Ci sono poi alcune realtà che non sono coperte da questi ammortizzatori sociali, per la verità molto poche, perché con l'ultima riforma siamo riusciti a far entrare anche, per esempio, che so, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato hanno anche qualcosa in più di prima. Ci sono alcune realtà, come ad esempio chi ha un lavoro non dipendente, partite IVA, molte volte anche non esattamente, diciamo, a norma di legge, lavori a progetto, ecco, in questi casi va creato un riferimento anche in questi casi, perché quando si perde il lavoro ci sia un meccanismo, almeno per un periodo, diciamo, legato alla perdita del lavoro, un meccanismo di aiuto con il sostegno al reddito. Infine c'è il tema dei giovani che non hanno mai lavorato, i quali ovviamente non avendo mai lavorato non hanno nessun sostegno al reddito. Qui è uscito proprio in queste ultime settimane un interessante programma europeo che noi vorremmo applicare anche in Italia, che si chiama Garanzia per i giovani, che in pratica funziona così: prevede che a tutti i giovani che dopo 4 mesi dalla fine della scuola non abbiano, diciamo, trovato un lavoro e quindi abbiano la loro vita, il loro reddito, sia costruito un programma di sostegno fatto di presa in carico da parte di un servizio, diciamo, pubblico, istituzionale, sia per dargli occasioni di fare ad esempio percorsi di formazione ulteriore che gli aiutino a lavorare, quindi una forma di servizio più che di reddito, sia anche per fare delle sperimentazioni lavorative, diciamo, in qualche modo aiutate, sia per dargli in qualche modo una dote anche economica per aiutarli a fare l'uno e l'altro, e quindi possibilità ad esempio che chi li assume abbia agevolazioni contributive. Quindi da questo punto di vista per queste persone verrebbe fuori una sorta di aiuto ulteriore, oltre a quello, diciamo, normale che si dà ad esempio, che so, per l'apprendistato, per gli altri contratti, che sarebbe a disposizione del giovane per metterlo al più presto nel circolo lavorativo. E poi invece, come tema generale, speriamo di non dover ricorrere anche a questo, dobbiamo valutare, se ne è parlato molto anche negli anni scorsi, oggi c'è un problema obiettivo di difficoltà anche di risorse, però l'Italia ha sperimentato anche in altri momenti una sorta di reddito di ultima istanza, cioè quando sono finiti tutti gli ammortizzatori, sono finite tutte le politiche di sostegno che vanno sempre orientate, a mio avviso, a mettere la persona in contatto con il lavoro, e in questo caso va sperimentato nelle realtà di forte aumento della povertà una qualche forma di sostegno sociale. Recentemente nell'utilizzo dei fondi europei abbiamo sperimentato in alcune aree del Mezzogiorno
la possibilità di introdurre questo sostegno al reddito per le famiglie povere, che possa aiutare anche per brevi periodi, ma possa aiutare le persone a ritornare al lavoro. Quindi ci sono molti interventi che si possono fare, noi ci concentriamo molto su questo, di rimettere in contatto le persone con il lavoro, mettere anche risorse, servizi perché lo possano fare e nel frattempo dargli un sostegno al reddito perché non siano lasciati sulla strada. Prima di fare un piccolo break, mettiamo in gioco anche Enrico Arbostel. Siccome la questione è abbastanza delicata, la riassumo io brevemente per evitargli ulteriori problemi di tipo legale. No? Sostanzialmente cos'è? Enrico Arbostel è un imprenditore, quindi in questa problematica del lavoro è chi dà lavoro o che potrebbe dare lavoro. La sua azienda è un'azienda di ceramica, ma di design elevato, quindi che ecco, lui ha allestito anche navi crociera, quindi non parliamo di ceramica di consumo, e poi si è trovato a dover combattere con una situazione, compra in leasing, anche se il termine è improprio, un capannone a 9, questo lo riassumo quindi senza voler fare nessun dettaglio, anche se l'abbiamo seguito molto sui nostri giornali, compra questo capannone, dopo un po' di tempo il capannone si rivela, a suo dire, inadatto a quella che era la sua funzione, comincia a avere infiltrazioni d'acqua, comincia a essere poco utilizzabile e da lì nasce una miriade di azioni di contestazione della fornitura, chiamiamola, del contratto da parte di Arbostel, di richiesta della banca di onorare comunque gli impegni. Per farli in breve, l'azienda ha chiuso, gli operai non ci sono più, mille problemi personali su garanzie, fiduciarie e così via, e due banche che stanno agendo pesantemente su questa azienda, quindi l'azienda, ripeto, non entriamo nel merito perché non è questa la sede, ma è un'azienda che comunque dava lavoro, poteva ancora darlo, era un'eccellenza in zona dal punto di vista di design, ma per rapporti con le banche e contestazioni ha chiuso. Quindi questo è un caso non di mancato finanziamento, ma di rientro su un immobile e non c'è stato modo con tutte le associazioni locali di mettersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione che non fosse quella giudiziaria, per cui a volte vince la banca, a volte vince l'imprenditore, ma di fatto il dato pratico è che lui non investe più, è allo sfascio completo e i lavoratori non ci sono più in quell'azienda. Ecco, se può un po' inquadrare il problema, non tanto il suo caso specifico, ma lei come imprenditore come combatte con queste istituzioni? Brutto termine, combatte, come si rapporta? Ma devo dire che io sono profondamente scandalizzato nella maniera più pesante possibile, per tanti fattori. Il primo, e dico una cosa positiva, è che devo ringraziare Vicenza Più, il direttore Coviello. No, direttore, non è tanto per piaggeria, è proprio perché io ho contattato anche altri giornali, altri giornalisti, che sono i giornali più diffusi poi nella nostra regione e nelle regioni vicino, ma non ho avuto risposta, cioè proprio un'assenza totale. Ho fatto presente anche associazioni di categoria e non ho avuto nessuna riscontro, zero di zero, a parte qualche intervento magari personale di qualche amico che poi alla fine lavora in quelle organizzazioni e che ha dato un supporto psicologico e basta, null'altro. Quindi devo dire che uno dei problemi che come imprenditore vedo qui in Italia è che proprio c'è un'assenza totale della struttura, non c'è assolutamente nessun riscontro. L'imprenditore è solo, allora finché va tutto bene è osannato e seguito da tutti. Appena comincia la difficoltà, nonostante un imprenditore abbia ordini dimostrabili in grande quantità, viene abbandonato completamente, è un relitto. Questo vuol dire semplicemente che la società non funziona proprio, che ha perso l'equilibrio e ha perso l'orientamento totale. E questo è veramente la cosa che è massacrante per un imprenditore, sentirsi completamente abbandonati dal sistema, nonostante i sacrifici, nonostante che ci siano delle palesi colpe di soggetti terzi. Un commento, anche se, ripeto, in generale, proprio l'imprenditore di fronte, il piccolo imprenditore poi in fondo, anche se di eccellenza, ripeto, io ho visto la fabbrica, è veramente una cosa che fa piangere il cuore, vedere le bellissime cose che realizzavano e quelle che non ci sono più, vederlo combattere con gli ufficiali giudiziari che forni che costavano centinaia di migliaia di euro venduti a 1000, qualcosa del genere, comunque di chiunque sia la ragione fa piangere. Sì, dagli elementi che sono emersi mi pare che il tema sia quello di
di quali sono le priorità in caso di contenzioso che può succedere, che può nascere tra banche oppure anche tra imprenditori, tra società, eccetera. Ecco, noi anche nella nostra lunga tradizione giuridica c'è sempre stata, no, anche per esempio pensiamo nei fallimenti, il fatto che va preservato il valore del lavoro, no? Addirittura si è fatta una legge a fine anni 90, si chiamava la Prodi bis, che anche in caso di amministrazione controllata straordinaria di un'azienda che non aveva più la possibilità di andare avanti, se emergeva la possibilità di salvare l'occupazione venivano date delle norme, diciamo, particolari. Questo però vale per le aziende più grandi, non vale purtroppo in questo caso, dove invece da quello che si capisce, insomma, il sistema bancario è andato avanti senza guardare in faccia a nessuno. Questo è un fatto negativo, a mio avviso, sul piano dell'occupazione e anche sul piano dell'attività produttiva, e quindi la lezione che se ne ricava è quella che bisognerebbe un po' in tutte le politiche, anche nel riordino della giustizia, possibilmente creare anche delle sedi, per esempio di tipo conciliativo, di tipo arbitrale, un po' meno tranchant del giudizio vero e proprio, del provvedimento vero e proprio, in questo modo poter contemperare meglio la possibilità di difendere gli interessi reali, diciamo terzi, non quelli direttamente impegnati, quindi in questo caso il lavoro e anche l'attività produttiva in quanto tale, che di per sé è un bene che tutti hanno interesse a salvaguardare perché è essa stessa creatrice di lavoro. Però naturalmente poi è difficile entrare nel caso specifico. Mi parrebbe che occorrerebbe, soprattutto sulle tematiche, diciamo, di tipo civile, di tipo industriale, mettere una priorità anche nei procedimenti giudiziari. Prima di tutto viene lavoro e attività produttiva, poi diciamo le ragioni e i torti si possono regolare senza compromettere attività produttiva e lavoro.